Consulta per l'autonomia al lavoro, cittadini padovani e veneti che si aspettano segnali concreti di cambiamento su tasse, commercio, servizi sociali. Un po' di più soldini verso di noi, diciamo, che restino qui nel Veneto, non andare tutti a Roma. Mi sa che ne abbiamo già dati abbastanza. Ma che potesse essere anche a livello politico più rappresentativa, avesse più peso, senz'altro questo. Secondo lei in questi anni è mancato? Questi anni è mancato e se noi andiamo a vedere la maggioranza dei politici non sono veneti, non sono settentrionali. Quelli al governo intende? Quelli al governo intendo, sì. I fondi, almeno una parte dei fondi, rimanga alla regione e possono essere spesi dalla regione. Se il commerciante lo fa un abusivo bianco è una cosa, se lo fa un abusivo di colore è un'altra. Quindi regole uguali per tutti? Penso proprio di sì. Lei pensa che con una regione magari più autonoma si possa ottenere questo? Ma mi auguro di sì. Insomma, i servizi bisogna che ti paghi, non c'è niente da fare. E ora so in mezzo il pago, mezzo mi passa. Allora non me lamento, quel che posso fare.